Sì, ma mi sembri che tu ultimamente. Parvo, ma lo tempo se domiciliamo da sta casa. Esattamente di quando ci assistono casa, voi e donne colì. Che se ne vedeva? Buttiamo sfortuna? No, sfortuna, no, ma la sorte, sventura, fame di carina. Avete ragione. Mancanza, dato mio marito. Finché sta confidenza, non ve l'hai vista mancanare? Sicuro! Principessa sacramente, che non mangia, non dorme e non possiede niente. Come potete parlare in confidenza? Che se non era per mio marito che vedeva ricovere a lui e l'ha trovato a pugno dell'anticolino. A stura dovevo soltanto la marina. Sentite, donna Cammera, voi vi potete sfogare come volete, ma lasciate stare mio marito, perché è un vero lavoratore. E c'è una gran differenza fra Nepolino e vostro marito, che è misero barbere. Prego, mio marito appartiene alla categoria dei dottori, alla medicina, è un salassatore. E mica sa niente. Capito marito, c'ha il suo caro, sanno all'auce. Mio marito, invece, è un nobile scrivano pubblico diplomato. Buono, carmenitela, vostro marito è dentro su cagliotto. Donna Carmela, ora basta, io cazzo di hai, sa decidere, un cane non ci vuoi più stare più. Casomai, venite, allora vabbè. Avete ragione, come vedo mio marito a stasera sa decidere. E come se lì da Ucca, marito. A me fosse vostro marito a pedalero. Donna Carmela, ora basta, visto è troppo. E perché non è la verità? Sì, è vero. E sta verità mi fa sentire più povera di chi da casa. Ma che ci posso fare? Cucù marito, come mala sorte! Donna Lucia, e chi è che agite? Guarda, mi facete restare male. Sogno una stupida, a dire. Sapete chi è? A debolezza non va a ragionare. E io non so manco che rugaia di più. Mi volete perdonare? Ma che ti parla a me? Celeste è vera, avete ragione. Aggreditemi, ma io scappai con Nicolino, non sapeva che era marrato e diritto da moglie. E manco che era un povero disgraziato. Ma lo sappi, era troppo tardi. Oramai altri anni che sono in serio. Nicolino mi vuole bene, cose giuste. E io mi ci affezionai. Però Gianni, io mi stancavo, io non te la faccio più a dire avanti a così. E a cui ci dice? Tu poco d'uomo che beve, la roba buona. Lei è tutta impegnata a pirro. Per poter campare, per tirare avanti. Ma Carmela, ma così non si può continuare più. No. Io quando non posso spiegare tutte cose, me ne torno al mio paese. Brava, facete bene. Me ne vai un mio frate. Brava. Lo sapete, io già un albergo dove? Sì, un albergo buono, sapete? Io ci do una mano d'aiuto, da? E almeno so sentire che chi tu mangi tu guadagni, no? Giusto. E poi per americani, Nepolino, senza anemia, se ne potesse magari tornare da sua moglie e fosse meglio per tutti. Ma chi lo sa, tutto è destino, guarda, noi speriamo. Ma com'è che non mi è venuto tutti due ancora? Ma speriamo che tanto non fu troppo giovanile. Se guadagnano, io stasera finalmente se mangiano. Mio marito stamattina quando uscivo mi disse che va a fare un salasso a una persona importante. Mi pare... Ho ricevuto un bancolotto. Nicolino invece mi disse stamattina quando uscivo di mangiare a stasera, aspettate a mia. E già aspettavo che si mangia sicuro. Aspettavo e speriamo. Donna Cannera, come vedete che sono sperata magari voi? Sapete che vi dico? Facciamo insieme una bella sperata, va? Forza, va. Avanza. 1, 2, 3. Ma anche un lussuoso sperare potevo dire. Carmela, Rave, aiutate! Mio marito, troppo procurava, allora si mangia più. Rave! Già, culone dalla casa. E che ci voleva tanto per grave? Pasquale, perché ha cossettato? T'ha cossettato? Chi fa? Vengo sovravignata? La quale mettila su te e supera, va! Non ne puntaste a mangiare? Io sarà stato ricevuto un bancolotto? Gli è morto! 2 minuti prima di impiegare i disegnetti! Massi! Che non poteva muovere un tocco, da così non muscaste. Allora, tu pugna e un colpo di seggi antespati. E a chi si per mettere in mezzo dei parenti che si c'erano per l'eredità? E è meno male che potete scappare. Seguite. Ma allora perché aveva tutta questa premura da trarre? Allora, perché per non farmi vidi di Don Giacomino, no, persone di casa. E che non faccio in cosa lume? Ah, posto. Te conto che vieni qua e vuole mi sale. Sì. Anzi, quanto più da poco. Forza che stasera davvero, e poi siamo completi. Veramente le conta,
detto, tiempi mi sa, di vero? Caspita, e come avete indovinato? Questione di intelligenze. No, lega, siete brocchioni, avete la faccia di vetro. Io oggi se mi sa che avanti, va a un'aria, ricchezza mobile, l'acqua, e se non dico manco il soldo, come faccio? Mi dovete pagare, volete capire sì o no? Buono, Don Giacomino, non facite così. A fine di conti, quanti è che avanzate? Avevi 6 mesi che sei muccato. Il primo mese l'ho pagato. E allora i mesi sono 5 e non 6. L'anno ancora non è passato. E voi come si chiama vostro? Che volete stare tutto l'anno? Non solo che a fare casa a voi, a vostra moglie, fuori a casa da quattro. Ecco il punto giusto. Come appena Nicolino papà mia, io papà voi, potete stare tranquillo. Don Nicolino a voi non papava, e voi non papate a me, a bella tranquillità. Donna Lucia, ma lo sentite che mai a sopportare per voi e per vostro marito? Quando è che mi pagate? Non sapete dire sì o no? Quando voi pagate padrone di casa, io pago a voi. Ma così rispondete, no? Maledetto! Di quando mi potete a sta casa, a voi e a Nicolino, io passai un guaio. No, uguaglio, passa io quando trasina sta casa. No, un guaio, passai io. No, uguaglio, passavo io e Nicolino. No, io passai. Come non guaio passare io? Sì, non te guaio perché non gliene no. Ma come potete solo io dire che sta a cascare d'avvocato? Ma io ho ottenuto la sentenza di pignoramento estratto. Domani vengo con lo sheriff e vi pignorio tutte cose, tutto, senza pietà. Magari l'auto da appezzate. E avanti, Don Giacomino, non facete da così. Vi prego di avere un poco di pazienza. Come vede Nicolino, ne mettiamo d'accordo e vediamo tutto cose. Vi lo giuro, magari che ne impegniamo l'occhio. Per ora me non voglio, ma più tanto torno che mi spoco cuore con un sufficiente e chiude voi. Sogno di sposta rinunciare ai soldi, ma basta che me la stare a casa. Sì, va bene, non andiamo. E allora per forza io vengo in piangere, quando noi che abbiamo fatto sobbetania per sta picchiando. Speriamo. Ah, voi a Don Nicolino sta fatto sobbetania, a così sono moriti, con tutto il cuore per vedere che sono di cavallo, broglione, delinquente, non fa cosa. E che brutta serata che si sta preparando. Non sono molto male, magari rimproverate e scomplicate. E scusate ancora come una finire. E più peggio da così, come una finire. Non ci pensate quando che non mangiamo. Domandavo che non avevamo più niente che impegnare. Esagerate. Un'altra sera mangiamo che una buffamo. Pane, formaggio e nespoli. Ma ieri solo l'espo. Comunque sono sicura che stasera possa ritirare Nicolino. Che non ne mangiamo manco se stessi nespoli, più uno completo. Meglio che non va a rispondere ai figli da nicchiararia, che stasera siete in occupazione. Mi parravo un po'! Allora sentiste, ciao! Stingeravamo casa, stingeravamo vita! Nicolino, mangia, ma aspettate a te per mangiare! Bravo, punziamo a tavola! Siamo pronti! Ma quando si mangia? Nicolino, ma se non lo dici tu, come mangiamo? Ah, io le Che dici? mangiamo! Mangiamo! Nicolino, un mangiare, un buttasse? E io la vado a buttare a mangiare. Tu di chi sa per ora mia, vero? Ho capito. Ma piace! Venite in casa. Mangiare che schifo magari. Sì, Che aveva a fare? ne potremmo studiare un muso. Dato tavolino.
senza buscare un soldo, ma una giornata sana che dove dai in mezzo ai ghiacci. Ma mi pare che dopo sta manciata ci vuole una bella fumata. Io così che mai a cuccare, non da molto da fare, no? Allora stai, dritta! Guarda che fai, prima che ti cucchi, poi la vedi piatta così farì. E tu, Mela. Piccinella, vagabondo, A buona mela, cerca di avere un poco di contento. Ma quale contento? Non facciamo ridere certe ridicoli. Pensa che sogno no. Tu uomo, tu sei un corpo di fumo, avete ingessato e te assassino da voi, come non da frutta, non sei capace di darmi un pezzo di pane, ma aiuto, vai, donna di mamma, tu la susura, c'è Nico come picco di cicala. Chi tu era cicala, ma io? Tu senza le picche, per le case, sei tu, ti lascio, me ne vai. Bene ti sta! Questo succede quando uno non si sa scegliere la compagnia della vita, quando uno non conosce buoni film. Avete visto Lucetta? La mia moglie! Donna intelligente, comprensiva, obbediente. Brava Lucetta! Luciuzza mia, ora per premio ti faccio nascere, ne facciamo due parti. Ti levi questa vesti e ti metti chissà stessa. Non signore, ti levo mentale, ti metti di capiti, che aiuti porta a villa, a vedere come un signore sta lì con un gelato. Consuma casa di disgraziate! Luciuzza, non facciamo ridere certa gente in bassa condizione, Quale bassa condizione, bassa condizione! Cacca, siamo tutte sotto terra! Ma come vuoi parlare? Ma, la tua vita, la tua roba! Tu mi consumaste! Senti, ma chi stai entrando? Ma vada che tu dici, sentire? Ti dugno tempo tu giorna! Si entri tu giorna, non procuri 20 meraviglie! 20 meraviglie! Vado! Sbatti mi dici, ma mi sta stare con una sbatta! Cosa? E non ti basta la vita! Ma senti che ti dico? Che aiuti, che tu mi grande! Nicolino! Sei veramente sto povero disgraziato! Non sono d'accordo. Sono i misteri che facciamo, ma sono superati. Non vengono più. Vero. Come misteri, la colpa è di medici. Che pure l'intera popolazione di fare si levare usato. E intanto che succede? Non c'è una settimana, già c'è 4 persone, non morto. E questo è giusto. Picchi il sangue ogni tanto, poi ne esce. E non trovando nessuna porta d'uscita, si ferma il suo cuore e si muore di morte repentina. Morte soppetanea, mamma. Se invece si facessero salassari, tutto questo non succedesse. E invece oggi troppa gente muore per troppe pienezze di sangue. E noi ci moriamo per troppe pienezza da fame. Prima facendo scrivano pubblico guadagnava buono. Ora la gente sanno leggere tutto, sanno scrivere, studiano tutta pari. Di conseguenza è nata la concorrenza. Basta che sanno scrivere due parole e fanno domande, spiegano documenti e io non guadagno manco chiede per campare. Perché non sei istruito come a tanti altri? Piccolino, tu quando fai una domanda, da 20 parole fai dei errori e la gente non viene più. Ma poi tu, che c'entra? Ogni tanto qualche errore può capitare. Tu sai come si dice? Tu mangiava mundighe. Ma tu fai cucciccati, basta che tu mi chiedi in me. Nicolino, la vedi? Faccio un ricaso, e ora che ci diciamo, come facciamo? Stai morendo. Buono, e chi sa fare? Devi morire. Io morire, ma vita male tu, va! No, Nicolino, sentimi buono. Se tu muori, sappiamo tu. Ancora Don Giacomino mi disse che solo morto ne quindi 10.000 di avanza. Ora tu fai finta che sei morto più chiancio e tu facciamo di casa ne facciamo dare i soldi. Ah, poi pigliamo i femmini e buttiamo a fare a mangiare. Ti piace? Non può poter avere una pinzata di Presto, presto!
Speriamo che non finisce a passare. Non Pasquale, la vede! Figlio! Che ci voleva tanto per aprire questa porta? Ma chi è che ha visto? Chi è che guarda, vieni qua non può! Questo non ci voleva, mi dispiace veramente. Ma che cosa avete visto di fare? Quando sopportano? Non ti sopportano! Ciao, non sanno, che volete lasciare qua? E quando sono qui che mi funerale? Via mia, ma andare a fare morci sono. Figli miei per stare in casa intanto. Voi cazzo, se chiamate corazzato comune che non costa niente. L'importante è che mi sparate a casa. Che carrozza di povertà, mai! Nicolino era come un frate per me, sta pronto non c'è dugno, mo vengo qua, fino a quando non si ricalchi i soldi, almeno per carrozza di seconda classe. Seconda classe, più mi andassi il cuccaretto da Molnizza. Ma andateci a porta solo. Spiegateci. Senti, dico stasera vostro frate, io la vostra sorella, avanti, un mannaro che carrozza da Munizza. Buono, ho capito. Vedete qua, contribuisco. Quanto sono? 3.000 lire! Picca solo. Ci andiamo. Vedi, non c'è come, che ci vogliono 10-12.000 lire. Boh, mi fai tutte queste sorti. Nicolino, figlio mio! La santa e santissima pazienza. Vero Stauro, io non me ne ho domandato più perché sanno che avevo chiesto. Quanto sono? Naudi non me la ridi. Non dica che ci sta luce. Senti, stai chiaro, non parlare. Domani, dopo il funerale, ti fare sta mancata, siete contento? Sogni più confuso che per suo asso. Ma chi lo doveva dire? Che Nicolino diceva morto di sta casa. No, che vanno in sotto ste sorti. Vengo domani in serata, ma raccomando, oggi è casa libera, sta bene? Vai all'anniversario. Una bestia, 6.000 lire. 6.000 lire! Ora mi chiami femmini! Nicolino, che può? E chi è? Ciao Rucce. Come c'è ciao? Ciao Rosendo. Sì, che ha fame. Nicolino. Nicolino. Puppette e casuco. Facciamo. Buona Fabio. Non Pasquale, la vedi? Mari. Guarda, per caso avete visto un portino di carta bianca? E che c'erano oggetti preziosi? No, Cose di mangiare? sì, cioè no, ora si mangia ma non l'uomo. E tu i femmini? No, né uomini né figli. Ora vi spiego. Dovete sapere che io ho una partita di case vecchie. Ora ci sono i suoceri a ste case. Voglio solo fare faccio mesi gli anni, gli equilibri morti. Allora che mamma guarda, mi devi lento potentissimo. A così si insomma, da 5 minuti sono cotte. Ora da non c'è più che sta casa, siccome a pesca, sta mangia e muore di sicuro. Scusate, che era un veleno che fa morire i piccerini? No, il piccerino è grande. Ma come fai?
E chi è? Cangiocco, senza anche la sorella in capanna! Don Giacomino, Nicolino, prima di morire, me l'ha detto che ogni mezz'ora la deve fare. E io rispetto la sua volontà. Ma curioso per il gioco era chiesto! Vi saluto, mi raccomando, se provate l'infortino, non ci sarà nulla che è pericoloso, da 5 minuti si può morire! Vi saluto! Domani trova tu morte per davvero. Tu già passato. 3 minuti! Ai! 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 Ai ai ai! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Nicolino, meglio che ti voti, che se non muoro più veleno, muoro più freddo. Ce l'avesse dato a luce questa pupetta scura. Ai ai ai. Pasqualino. Ti manca. Un minuto! Uno! Ai 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 ai. Pasqualino! 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 E chi era voluto? Ma io mi sento buono. Io magari mi sento buono, ma passarono 5 minuti. Ne fece scherzo! Tu disgraziato. Ne fece scherzo! Perché non lo dici calare? Ne fece scherzo, ma la nuova idro, ah! Buono mi sento però. Mizzica. Meno male che... E chi siamo a teatro? Senti Pasquale, Sì. tu hai perché da bella c'è ma chi si nulla cerca. Tu lo vodi, tu non sempre bellezza mia. Come no? Ne parlo già, se non la sta Sì, ma pensate, sì, ma fa un caso. E tu che ti tornasti, quella che mi cerca a mia. Ah, ti è carabinieri. Mi pareva i becchini. I becchini, davvero? Prego, signor Marchettino, si accomodi. Permesso, posso, bellezza mia? Marchesino, favorisca, prego. La gente, c'è io, c'è un cazzo, tu, va bene, entra, va. Ma sento, Marchesino. Marchesino, Si poteva aspettare. E che? Adesso come un cannelluare. Ah vai, attenzione, non c'è da Marchesino si dice meglio, accomodiamoci. Buono, ma Gammera, ci vuole fare questa seggia Marchesino, ma scusate, Nicolino, un Marchesino è un figlio come padrone di casa. Ti quando aveva proprio chiesto la statura. Marchesino, come sta papà? Sta bene? Ci va ancora presso i femmini. Sempre, sempre, bellezza mia. Permette? Le presento un mio caro amico. Battistini, Bartolotti Battinetti, Marchese Borgo Pignatelli, figlia di questa, e lei? Nicolino, a chiappa di stauca. Piacere tutto mio, bellezza mia. Lei ha un nome che pare calendario usato. Come si può aiutare un messaggio? Basta solo Marchese Pignatelli, oppure figlia di questa. Meglio solo Pignatelli. Signor Marchesino, prego, in che cosa posso favorirla? Dovete sapere, bellezza mia, che sono venuto qui per un favore che solo voi potete farmi, ma non so se posso... Prego, prego, parlassi liberamente. Capisco è come un bravo qui mio. Dunque, posso fidarmi? Sì, sì. Solo io non mi fiducio la fame. Dovete sapere, bellezza mia, che sono innamorato pazzo della figlia di un certo Paolo Pignata. Ah, così si maritano Pignata che Pignatelli. Questo Paolo Pignata, dovete sapere, che è stato cuoco fino a poco tempo fa. Poi fece fortuna, adesso è cavaliere ed è amagato di nobiltà, bellezza mia.
ma non vuole darmi la piccola pignata perché vuole... Una acqua d'ara, un pignatore, va! Perché vuole che porti a casa sua i miei per le richieste di matrimonio. Ma i miei, bellezza mia, appartengono a una schiatta di blasonati e non si abbasseranno mai ad andare in casa pignata a un semplice cuoco. E allora? Ho pensato, d'accordo con la mia fidanzata, di portare un figlio al padre e ho pensato a voi, bellezza mia. Voi sarete il marchese Ulderico Pignatelli, mio padre. E già che si trova qui, il vostro caro amico sarà mio zio, il principe Lanfronio di Casadoro, bellezza mia. Ma non ne pesca sto nome sto robose? Marchesino, non credo che il padre se ne accorge, non essendo tanti sciuiti. Come coraggio, ci siamo, ma come istruzione mi pare... Potete stare tranquilli, bellezze mie, il cavalier Pignata è tanto buono, tanto ricco, ma tanto ignorante. E poi tanta la voglia di imparentarsi con gente nobile che non capirà nulla. Accettate, bellezza mia? Sta bene, Marchesino. Ma allora, io sogno principe de Cacio e Ova? Sì, o principe da Frettana. Casa d'Oro. Lanfronio di Casa d'Oro. Sì. Lanfronio? Fa impressione però, eh? Scusi Marchesino, ma essendo in casa di un uomo si mangerà sicuramente, no? Ma certo, bellezza mia, pranzo luculliano. Ma come parla questo però? Ecco il biglietto con l'indirizzo di casa Pignata, ma penso che non ci sia di bisogno. Comunque facciamo così, più tardi vi farò avere 2 costumi della vostra Che taglia. devo fare, un bagno? Ma noi costumi per principe e marchese. Voi verrò di mattina e proveremo come dovrete comportarvi, bellezza mia. Nel pomeriggio andremo a casa della mia fidanzata. Perfetto, Marchesino. Un momento, signor Marchesino. Tu, signore, che a fare so zio, un principe di Cazzaroli, vero? Tanto che abbiamo più pignate, pignatelle, cazzarole. Ma quale? Casa d'Oro. Ah, vero, Lanfronio. Vabbè, insomma, su signore che a fare so zio, un principe. Non ce l'hai detto che c'è una moglie e non posso venire magari io? Mi dispiace, bellezza mia. Io ce l'ho una zia, proprio la principessa di Casa d'Oro. Ma è tanto ammalata, piena di acciacchi e da un anno non esce più di casa. Lo sanno tutti. Devo stare muta? Non ti mischiare nella mia posizione di principe, muta! E va bene, io mi stai muta. Però anche è giusto, che a vostro mascolo tenete dai a mangiare, guarda femmine no! Sentite, buona donna. Buona donna. Per mangiare penserò per tutti, non vi preoccupate. Allora, posso andare? Marchese Pignatelli, principe di Casa d'Oro, arrivederci a tutti, a domani, bellezza mia. Prego. Senti Pasquale, io fino ad ora ne hai parlato, però ma anche giusto che oggi venite a mangiare in una cinta ma posso fare. No, signore. No, signore. Tu oggi stavo venendo a pigliarvi e buttarvi fuori a mangiare. I soldi ci sono 6.000 lire. Bene, allora si mangia! E tu ne scegli su soldi? Ci sceppiamo padrone di casa? A dove? Ora ci mettiamo nella stanza, finiamo a rondina e mangiamo e beviamo alla gran mangiata del tutto di casa! Mangiamo, anzi, guarda stesso per noi le carabinieri fa denuncio, delinquenti, bragioni, truffatori. Troppo bello era perché essere vero. Arrivato a questo punto, siamo veramente proprio disgraziati. no. Non l'avevo capito, vai là. Dai. Io mi avevo abituata a vedere mangiare. Magari io.
E questa è la casa di Don Pasquale e Don Nicolino? Sono lo sceriffo che si stanno buttando tavolino! Mi chiamavo subito! Un tavolino! Venga tavolo! Hai a barocca c'è! Abballati, femministette e maritali, e sono abballati, buoni non mi canta e non mi so, e sono abballati, buoni non mi canta e non mi so. Sciù, 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 quando ti cacci su, Gin e quattro scafazzati, ti facemo che patate, gin e quattro maccaperri, ti facemo che pusetti, gin e quattro chiubbiduzzi, ti facemo che pavuzzi, gin e quattro carosiddi, ci tagliamo i capelli.
Signor padrone, a tavola è tutta apparecchiata. Volte. Sì, singoli, tu. 5 in lato e 5 in lato. E così la signorina è capitavole, giusto? Benissimo. E la stanza chiudiste prima che ci passiamo a picchiare e finisce la sorpresa? Sì, a chiuri. Non ci volessi consigliare. E lavori tutti i giuri a stanze pranzo. Su, assai. Non magari la testa. E pare una stanza è morto. Oh, ma che dici, cretina? Non me ne deve stare, mi dice queste cose? Tutta malaugurio, capisci? Coscienza mi scusa. Io volevo solo che i camissino salonina mi stanno meglio. E poi come ci potessi augurare così brutta signorina? Ma se lo sape quando ci voglio bene. E buono, non farà così, Maria. Io non ti ho rimproverato. Tu sai quando va bene a mia figlia. Del resto ora avete tant'anni che si fa. Io e mio figlio senza magia si affezionava a te. Tu non sei una cameriera, sia sua consigliera, vero? Sì, chissà, è vero. La signorina non fa una cosa senza dire mille a mia. E io voglio bene come se fosse mia figlia. Almeno che non ne porta via con mio marito. Ma come mai tuo marito te l'ha stato? Tu che sei così buona? Non mi la stavo io. E che lo stato tu? Veramente no. Ma colpa fuori lo posso. La sapi, è una grassa fallaria. Ho capito. Tu la stai venendo per chiare collera su sbagli della vita. Anzi, sai che ti dico? Insomma, questa di oggi, va? Senti una cosa. Non credo che ci stiamo figlio dopo pranzo e demetati. Deve essere una sorpresa. No, giuro, niente diritto. Brava, del resto magari mio figlio dice che c'ave una sorpresa più mia. Anzi, non mi può dire niente, sai? Non saccio niente, bella maggio, signor padrone. Ecco un'altra cosa, quando ci sono metà a casa o gente sciania, non mi chiamare mai signor padrone. Perché? Perché? Perché sei cristiano, possono pensare che perché sono ricco mi si superbia. Io pretendo della saputo tutte queste attenzioni e io non ci tengo. Perciò, chiamami sempre Cavalieri, che è più facile, ti piace? Sì, signor padrone. Cavalieri, con permesso? Avanti, Vicentina, ciao. Cavalieri, 2 lettere. Ma quando potete lei a dire che a posta si fatta una guantera? Tu scordi sempre? Ma no, Cavalieri, ma non c'è gente, perciò... Magari quando sogno solo, e che non si replica più, Non ci sarà replica, Cavalieri. Signor Pagione, non c'è nudo, perciò signor Pagione. Va bene. Cavalier Pignata, mi dispiace. E buonasera. Io famiglia La Rosa, che dice che non va bene, faccio più piccola. Ma buonasera. Vediamo chi dice l'altra riccia, va. Signor Pignata, togli a sto disgraziato, signor Pignata. Ma un cavaliere mente. No, Gigi, buonasera. Di 12 passava a 5. Don Giacomino con suo moglie sto solo, io e mio figlio. Io ora che facevo? Tutto tu bello pranzo, sei picca. Mamma cara, sta bene vestita così. Bella! Pari una bambola di porcella di biscuiti. Ma lei onora tutto il notaio. Mi scappò, mannaggia la miseria. Ma li invitati, papà? Ecco la sorpresa. Io invitai 10 persone. In pranzo non ho tutto il compleanno. Ma ora, ricevuto lì, io e 7 non vengono più. Ah, figlia, sei picca. Ma no, papà, non ti preoccupare, non sei un pranzo non poteva capitare più opportuno. È un compleanno. Non poteva festeggiare sì più felice di Cristo. Oh, papà, bello, Ah, sì. ma Figlia, mi fa piacere che sei contenta, ma non capisci perché, eh? ora tu spieghi. E ora non mi dicesti che la tua sorpresa era il pranzo? Sì. Ma io avevo detto che c'era una sorpresa più mia, giusto? Sì, allora? È vero, un mio fidanzato, un marchesino, sta venendo un campo, questo passo e sul zio, per devo andare a Allora è una sorpresa, figlia. Ma così tu non stai notizia così all'improvviso? Ma è davvero? Ma sì, è fin davvero! I cupicci window perché mi mangio un po' e ora stiamo venendo! Un marchese! Sì! Un principe! Figlia fortunata! Figlia saltata! Figlia!
venuto? ora venni. Come fidanzato è all'angolo, sotto uno bacconi. E sta aspettando segnali di via. E in pochi minuti sarà qua, quindi. Ma, e che fai ancora qua? Poi, forza, dacci sto segnale, sti cristiani non vogliono aspettare. Oh, Maria! Vai nella cucina, niente da stare attenti. Tu con gettina, scendi in due bottoni, o spalanchi tutto palo, si facesse la carrozza. Che sicuro che vengono con la carrozza, io minimo con 4 cavalli. Che onore, che onore! Speravo che non facessimo la compassando a parlare. Questi sono cristiani nobili, letterati. Meglio che parlo più picca possibile. Papà, il tuo fidanzato sta arrivando. Però prima vuoi riparare i cutti e poi facciassi di sopra bene. Sì, sì, figlia mia. Signor padrone! Signor padrone! Cavaliere! Fallo passare, forza. Permesso? Avanti. Cavaliere, eccomi a vostro cospetto per mantenere una mia promessa. Il marchese Pignatelli, mio padre, e il principe di Casaloro, mio zio, chiedono di essere accolti dalla signoria vostra per chiedere la mano di vostra figlia, bellezza mia. Io sono secco nei robbi. Senza parlare, ma attendo con grande orgasmo di riceverla. Grazie, bellezza mia. Nella tua camera ti conosceranno dopo. Ma sì, certo, proprio con permesso! Cavaliere, vado e torno subito con loro, ma mi raccomando, riceveteli come conviene a persone di tale rango, bellezza mia. Stai sudando, freddo? Signoruzzo Benedetto, maledimi la buona, che non sogno degno manco di ringraziarmi. Avete ricevuto la mia soddisfazione. Grazie, grazie. Cavaliere, il marchese Suparetti. Allora, volle passare. Papà, zio, vi presento il cavalier Paolo Pignata. Cavaliere, vi presento mio padre, il marchese Ulderico Pignatelli, e mio zio, il principe Lanfronio di Casadoro. E ora come l'hai a salutare? Come Eddi? Che vuol dire che l'aristocrazia si usa così? Piacere! Dove siamo? Da Marocco! Accomodatevi, accomodatevi! Posso? Potete andare. Ti ci io stomaco. Balli! Caro marchese, è per conoscenza signor principe. Speriamo che questa mia parlata vi trovi bene d'accordo. Come spero. Sentire di te, sta scrivendo una legge. Sono marchese ignoranti. Idio. Proseguisco. Come spero che mi perdonate. La vostra presenza mi fa diventare un mammalucco. Anzi, che dico, un impotente. Sono imbarazzato di quello che dico. Io piglio mia figlia e ve la butto nelle vostre braccia. Mettetela sotto. Sotto il vostro manto di aristocrazia. Amatela e proteggetela. E sono il vostro affezionatissimo divoto, cavaliere Paolo Pignatelli. Chiusa legge. Basti, basti. Ora tocca a noi. Nicolino. Comincia tu che io finisco, fratello. Dunque, prima di tutto faciteci conoscere la picciotta che deve impalare mio figlio. Su, eccellenza, la vado subito a prendere. Bene, bene, ma
non esagerate, parlate almeno così. L'importante è che la Io l'ho bevuta, noi ci volevo mangiare. dopo, ma si veniva. Mia figlia, ecco mia figlia, la piccola pignata davanti a voi. Elena tesoro, quello è il tuo secondo padre e quello è il terzo. E che, figlia di una cooperativa? Bene, 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 è bravo mio figlio. La ragazza è proprio di mio piacimento. Sì, sì. Brava figliola, brava! Come noi ti abbiamo accolto in seno alla nostra famiglia, adesso tu accoglici nel tuo. Caro fratello, hai proprio ragione, la ragazza è biblioccula. Adesso tocca a me. È venuto il momento della mia Ne predica. possiamo aspettare? Dunque, vedendo mio figlio che picciava la mattina e picciava la sera e picciava la notte Era un picciatorio completo. e non pensando da quale alta noblezza discende la nostra schiatta, siamo venuti nel vostro arbituro per chiedere le mani di vostra figlia. Ho detto, miei cari, ho detto. Finita la predica, potremmo ricogliere. Fratello, dicinni quattro tu adesso. Grazie fratello. Io ho attentato questo momento che mio figlio si sposassi perché lo voglio bene come se fosse mio figlio. Mia nipote si sposasse perché lo voglio bene come se fosse mio figlio. E dal momento che figli non ne ho, per colpa fisiologica della mia moglie, a morte mia, tutte le mie sostanze andranno in lui, che ammontano più o meno a 30 milioni a notte. 100 milioni? E che parlano poco? No, io resto all'occuto. Ah, Naturalmente oggi tutto quello che ci do io. Io essendo figlio unico ci tocca tutto. tutto! Liquido, Liquido! palazzo, villa, case, cavalli, cavalli, argenti, argenti, oro, incenso, birra, che potete contare sopra e sotto, a destra e a sinistra, 4 e 3 7 e 5 e 12, dalle 12 alle 25 milioni. Vi abbasso. Signori, eccellenza, io divento una formicola. È che noi siamo troppo ricchi. Il denaro ci cafolia. Dovete curare che ci dobbiamo mettere la naffetelina, L'altro giorno mio figlio mi ha detto: papà, hai un po' di soldi spiccioli? Soldi spiccioli. Io c'avevo 1,5 milioni minuto. E ci toccato. Cosa hai fatto, figliolo? Casa accattavo, le sigarette, che può fare? No, dovevo pagare certi fondi d'assalto e del lavoro in campagna, bellezza mia. Senta, io vorrei invitarli al pranzo. Che dice? Permettimi, non è che si affendono. Trovateci. Caro marchese, caro principe, posso avere l'onore e la confidenza di invitarli a pranzo? Come vi permettete? Voi ci avete offeso! Che beveremo? Morte di fame? Ma io era per festeggiare il compleanno o fidanzamento di mia figlia. Se vogliono accettare, per me è un atto eroico. Piglia una fottezza. È un momento quanto mi consiglio. Capacissimo. Caro fratello, chi dice? Accettiamo? Io non mi direi decidi sì prima che se ne pentio.
Accettiamo. Ma nell'aristocrazia non si fanno feste incucchiate, eh? Quindi oggi restiamo a pranzo per festeggiare il compleanno della signorina e domani un altro pranzo in onore del fidanzamento, va bene? Sì, con tanto piacere, magari tutta settimana. Basta, non ne mettete queste pensieri da testa, per carità. Cavaliere, Vincenzo mi vuole interrompere. Ah sì, l'avevo inventato. E questo mogliere sto solo? No, è solo. Ah, fallo passare. Scusate, ho una visita. Prego. Signori, non potete stare a pranzo, mi dispiace, la mogliere mi sono finire a ghiaccio. E io, per dire la verità, tutt'anno sono montato con lo scemo che chiede fuori di casa a due. Mi sei visto che non mi pago! Tutti questi cristiani non ci intendono a tutto il mondo. Io oggi mi fecero uno scherzo, che amore morto se ne campo. Niente, a stasera la domina c'è lasciata, non mi interessa. Non ti spiace, don Giacomino, che non resti? Ma prima che te ne vai, ti voglio presentare tu pezzo rossi. Le illustrazioni della nobiltà. Ora diventiamo parenti. No, per carità, guarda come sono questo, tu caffè vengono a una ruota. Come vuoi tu? Sì, Arrivederci. illustrissimi signori, bacio le mani. Presenta aggiunto il suo padrone di casa! Ma come vi permette? Siccome non vi conosco. A lei ci pare! E poi ha sentito che cosa ha detto? Cavoli, dare fuori a due inquilini perché non pagano! Dove vanno a finire quei poveri disgraziati senza soldi? Giusto, non ne regaliamo sapete più. Domando scusi e perdono. Vogliono andare nel salone a pigliare qualche cosa? Ma sì, con piacere, andiamo bellezza mia. Andate, andate, io mi faccio dei passi nel giardino. È veramente una cosa bella la ricchezza. Basta solo non avere un pensiero. Come mangia? Come va a casa? Come mantegna famiglia? Maledetta la miseria che ti fa diventare vecchio prima dei tuoi giorni. Ma io mi voglio godere, questi 2 giorni di benestare mi voglio godere. Alla faccia di chi che non hanno niente che mangiare. Che poi vuol dire di mia stesso. Bello. Cosa comincio? Cacci in campanello. Ora sono, un tempo quello. Mi faccio buttare qualche cosa. Comandi! Lunie! Ma moglieri e si fece di figu! Io sono una cameretta signorina, non c'è bisogno che samuccia, faccio tutto così! Siamo sicuri che sape tutto? Ma cacetto, mia, si può filare? Mariuzza, che fai tu qua? Tu, Nicolino? Io come sono combinato? Ma come, dicevi cosa sapevo? O sai o lo sai? Io saccio che non sei la signorina, pigliassi in casa per pigliare a uno qualunque che faceva suo facci! Ma lo sapeva che sto disgraziato eri tu? Ma come sei combinato? Uomo! Uomo da ritocito, uomo di lei! Disgraziato! Lei ancora da femmina infami? C'ha pure lei! Rigetto, magari muta per stare! Io mi spieghi muta! Guarda come sono io combinato! Fare la camera, ti combatto! Capisci? Muglietta mia, per favore, perdonami. Hai ragione, ma sto muta. Vedi, tu fai a cameriera, ma almeno stai bene. Lui invece non può sapere quanto bene stai passando, che non mi fido più manchi campare. Ah, se sapessi. Cammina da cucina a fare i turni, quindi voglio sapere tutto qua. Ma che sì, mi pare che finora tutto va bene. Sì, speriamo che il cavaliere continui a credere, così potrò sposare la mia amata Elena. Se arriverò al matrimonio vi farò un bel regalo a voi e a Nicolino. Ma a proposito, dove è andato? Permesso? Il cavaliere non c'è, deve annunciare una visita. Cavaliere! Ma che succede? La principessa di casa d'oro chiede di essere ricevuta! Non lo sapevo! Ma com'è possibile? Mi dice che è tanto ammalata! Lo sapevo io che finiva male.
Falla passare, va bene, anzi la ricevo io stesso. Io non capisco. Marchesino, come si fa ora? Io non capisco come mia zia ha saputo. Già siete guaci. Ah, Pasquale, sapeste che sorpresa? Sì, Nicolina mi era sorpresa e chiedo che ne potevo spugliare. Usai Pinni, la principessa di Casa d'Oro. Oh, siamo completi, ne potremo spugliare, va? Calmi, per carità, non perdete la testa, mi volete rovinare, bellezza mia. Qua finisce a bastonate, bellezza mia! Quanto no! Ti ringrazio, l'amore di Nicolino. E devo stare al riposo. Senti, mosse? Magari. Principessa, ma perché avete voluto venire? Pensate alla vostra salute. Perché ingia mi siccamo, sola come una cani. E voi, sacro cavaliere? Io sono una principessa e senza il mio principe non so vivere. Ma dove sei, Non mio c'è. principe azzurro? Non c'è. Dove sei? Vieni qui. Non ci vai. Non ci vai. Dov'è il mio principe? Chiamatelo qui vicino a me. Sono vicino a me. Io senza di te non saggio vivere. Qui vicina. Quando lo faccio a finire. Qua sogno di netta consorte. Te mangiava a testa. Forza venendo nella fare pari. Mezzo a voi, sono più tranquilla. Sacro cavaliere, mi sento meglio assai, meno male. Caro cavaliere Vignacci, io sogno venuta qui. Perché me lo sentivo troppo ardenti. Il desiderio di conoscere la donzella che ha fatto perdere il ciricaffolo al mio nipote. Ma dov'è? Non la potete ammostrare? Subito, principessa, la vado subito a prelevare. Prego. Siete sempre voi che ha scombinato tutte queste cose, vero? Non vi potevano stare in cima multieri, no! Senti, voi a vostro bicchiere potete trattare come un e a mia francamente non mi interessa. Ma io di chi sto qua non vedo principi, pretendo massimo rispetto. I due qua mangia, sa di vettere e io magari come principi. Una cosa non ti conviene più, mio caro principe. Procura 20.000 lire, spinghi tutte cose e me lo faccio sciata, principe. Maledette, ste 20.000 lire! Se non aveste 20.000 lire non so messo io tutte queste regate Non sei scommesse. principe tu. Ti rugno io! Sogna, mugliere non posso permettere! Oh, faccio che aspetta questa catena a buttarsi a maglia! Aspetta! Faccio io! Lasciatemi stare! Faccio io! Caro cavaliere Gignata, deve sapere che questi due signori sono morti di fame. Un marchese, guarda che simpaticone! E Don Pasquale, usa lasciature. Ehi, il principe! Signori miei, guardatelo! È il principe! Usato qui? Uè, Don Nicolino, un scrivano pubblico e manco un po'. Calma, per carità. Cavaliere, lasciate che mi spieghi. Ma prima di tutto, lasciate che cacci via questa donna, la quale con i suoi comportamenti ha dimostrato di nutrire bassi sentimenti e merita di essere cacciata via. Non ti preoccupi, ci penso io! Prendi, non se ne sta!
non capisco più nulla. Papà, ti prego, fai parlare il mio fidanzato. Ascoltalo, papà bello. Cavaliere, vi giuro sul mio onore che ho fatto tutto questo per la vostra insistenza di avere a casa vostri miei, i quali già mi hanno dato il loro consenso per iscritto. Io pensavo che la presenza di questi due avrebbe fatto più colpo, ma invece ho rovinato tutto. Vi domando umilmente scusa, ma prima di andare è bene che sappiate che la mia vita senza vostra figlia non ha alcun senso, bellezza mia. Cavaliere, e come non si commuove? Ma che pigliata è? Magari io non posso vivere senza di credi, per la puzza della mamma. Ma buona figlia, non parla così. Signor Marchesino, abbi davvero c'ha il consenso proscritto dei suoi parenti? Eccolo. E poi, se non ci credete, domani stesso potete venire a casa mia, che mio padre vi riceverà con tanto onore. E poi, quando conoscerà Elena, sarà lui che verrà a frequentare casa vostra. Figlia mia, che posso dire? Ti benedico. Signor Marchesino, facesse felice. Così c'è uno che non può campare senza dita, chiedo sogno io. Bene, bravo cavaliere Pegnata. Signor padrone? Cavaleri. Ci vuoi stiri? Che facciamo? Facciamo sempre un pranzo? Sì, vero, un pranzo, forza tutto a mangiare. Però ste due. Come, cavaliere? E che comparemo? Perché sapete a condomarci, eh? Ma no, stavo dicendo, ste due, dato che hanno fatto i finti parenti, ora fanno per invitate da fanno a condomarci, no? Forza tutto a mangiare. Sì, filmetti. Secondo mi porto a mio marito da banana cucina. Vai a fare il discorso largo, chiacco da furca. Ma signore, se il mio genero permette facciamo così. Fate liberamente, papà. Allora, i fidanzati a braccetto. Io do il braccio all'ex marchese e Maria a braccetto col defunto principe che è risuscitato marito. Ti piace? Bravo, bravo! Cavaliere, a sto punto devo dire che lei è veramente un perfetto galantuomo, senza offesa di nessuno, eh? La vostra nobiltà d'animo supera ogni titolo e posizione. Vogliamo andare, bellezza mia? Bellezza mia, bellezza della tua fidanzata, bellezza di un mogliere, due cavalieri, di tutti. E speriamo però che ora potremo mangiare bellezza, eh? Oh! Pubblico rispettabile, lo spettacolo è terminato. Speriamo che dopo non presa studiato. Finita è la ricchezza e magari la nobiltà. Perché nudo è nobile qua e nudo è ricco qua. La scena è finzione, tutto dura un istante. E restano l'occhi chini e mano vagante. Finita la commedia, la tela ora accadrà. Caranno lo sbaglio, comincia la realtà. Ma c'è una cosa vera che fa ricco l'attore. L'applauso del pubblico, siete vero poi? Aspetta!
Prima di andare via, vogliamo ringraziare. Questa serata è stata permessa grazie all'aiuto che abbiamo avuto da tantissime persone ed è giusto che noi le ringraziamo tutte. Qui il palco l'abbiamo rinnovato, ma da soli non ce l'avremmo fatta. E allora ringraziamo. Fategli l'applauso. Mimmo, un applauso che ci ha aiutato. Ringraziamo tutti gli altri papà. Ora li nomino tutti, spero. Delfo, Viaggio, Nunzio, Santo. Ne scordo papà? Non ne scordo papà. Ringraziamo le mamme. Ringraziamo la mamma Maria che ci ha fatto i costumi, ringraziamo anche le sarte che ci hanno sistemato il sipario, ringraziamo la mitica sorpiera che adesso andrà in vacanza, ringraziamo tutti, ringraziamo Rosalba e Melita che hanno curato le scenografie, ringraziamo tuttissimi, ringraziamo anche Nello che ha fatto il progetto, ringraziamo tutti, un applauso! Ma non per ultimo, ringraziamo il parroco che ci dà sempre la sua completa fiducia. Grazie!